parlare male dicendo che Castelfranco è sporca, che l'ospedale chiude, che l'incapacità di questa amministrazione, che c'è bisogno di facce nuove e magari proporsi come faccia che è più di 40 anni che è in amministrazione, penso non sia positivo né per chi me la fa contro, ma chi paga più dazio è la città di Castelfranco. Lui è il candidato del centrodestra, 4 liste a sostenerlo. Il sindaco uscente Stefano Marcon vede sfumare la vittoria al primo turno, arriva al ballottaggio il 4 e 5 ottobre con una dote di preferenze non da poco, il 47% di voti. Pronto alla sfida, invoca la necessità di continuità di un percorso iniziato con una serie di progetti sul tavolo che attendono di diventare realtà. Rivendica concretezza e di aver sempre bypassato ogni possibile polemica con l'avversario. L'impegno prioritario in termini di macro opere è quello rispetto agli impianti sportivi che attendono da troppo tempo di essere riqualificati. Abbiamo deciso che si fanno lì in via Re di Puglia perché pensiamo sia un'area vocata allo sport. Un tema a cui Marcon vuole far vedere più chiaro ai castellani è quello dell'ospedale. Siamo partiti che avevamo 300 posti letto, ne abbiamo 395, avevamo 20 primari, ne abbiamo 22. L'ospedale di Castelfranco Veneto con la sua preparazione, abbiamo un robot che produce radiofarmaci per tutto il Veneto, c'è una medicina nucleare all'avanguardia e dobbiamo in senso di razionalizzazione sfruttare questa opportunità perché Castelfranco Veneto sia un punto di riferimento regionale e nazionale. L'asso da giocare poi è per il commercio con un piano di pedonalizzazione parziale della piazza già in cantiere. Una parziale pedonalizzazione con una conseguente modifica della viabilità del traffico è nelle nostre corde e nelle nostre aspettative.